O sarà l'età, o sarà che mi sto distraendo un po' in questo periodo, ma io non ricordo affatto di lei. Sì, ha ragione a non ricordarsi di me. Infine sono venuto soltanto 2 volte nel suo teatro. E per giunta circa 10 anni fa. Comunque, caro bel giovanotto, io ancora penso che lei lo sa che se venuto qua per lavoro non ci pensate per niente, perché io non scritturo uomini nel mio corpo di ballo. Ah, guardi, non si preoccupi, che non voglio entrare nel suo balletto. Il mio è un altro tipo di lavoro che mi frutterà centinaia di milioni. E io che c'entro in tutto ciò? Che c'entra? Caro signorino, Ringrazio. lei è il fermo principale di questo denaro. Ma va. Si ricorda di Blondie? Blondie. Blondie. Sì, sarà la ballerina francese che morì di parto una decina d'anni fa. Esattamente. Poverina, le volevo bene. Pensa è morta in quel posto. 10 anni fa era uno studio medico, adesso ci ha lasciato soltanto la tabella, l'insegna. Però, io adesso che la guardo meglio, se non sbaglio l'ho visto in un altro posto a lei. Ma sì, voglio, se non le dispiace, che bel giovane. Ma sì, ma lei non è che era il fidanzato di Blondie, il famoso principe azzurro? Esatto. Adesso, caro principe, io non riesco a capire in che cosa posso servire. Blondie non era orfana, come mi aveva fatto credere. Ah, no? No, assolutamente no. Blondie aveva un padre, un ricchissimo industriale parigino, che all'epoca si oppose che lei facesse la ballerina. E ci fu una grossa lite. Blondie scappò via di casa, senza fargli sapere dove era. Oh, poverina, a pensare che poteva avere tutto dalla vita con tutti questi soldi e invece... Vede, forse lei non lo sa, ma l'anno scorso il padre di Blondie è morto. Senza sapere che Blondie era morta, per cui ha lasciato nel suo testamento unico erede di un grosso patrimonio, una vera fortuna. Una fortuna che ammonta quasi a $500 miliardi tra terre, industrie, proprietà e vari investimenti. E poteva avere tutto dalla vita con tutti questi soldi. E invece... Per la legge sull'adozione, siccome che Blondie è morta, il patrimonio va automaticamente a un suo successore. E cioè? Cioè il figlio di Blondie. Il bambino che la ragazza partorì circa 10 anni fa. Che gioia per quel bambino, E per me. Scusate un po', scusate la mia ignoranza, ma io ancora non riesco a capire lei che c'entra in tutto ciò. Caro Nonù, io sono il padre del bambino. Ah, e quindi lei è automaticamente anche il padre di tutti quei miliardi? Scusi, sa, è il... Esattamente, egregio amico mio, e non rinuncerò certo a una fortuna del genere così piovuto dal cielo. Ma io mi chiedo, ma lei lo può fare a distanza di 10 anni? Caspita, come no? Io non ero al corrente del parto. Pensa che lei all'epoca mi aveva nascosto. Ma ragionate, vostro figlio adesso è stato adottato da persone che gli vogliono un gran bene. Anche se fosse, caro Nunù, l'adozione non vale. Io le ripeto, Blondie mi nascose il parto per tutti i 9 mesi. Ma se lei l'ha lasciata morire da sola a quella povera ragazza? Quella risatina un pochettino strana mi fa capire qualche altra cosa. Ecco perché, siccome Blondie è morta, nessuno potrà mai provare il contrario, giusto? Vi sbagliate di grosso. Il giudice deve credere solo a me. Le carte sono già tutte pronte. A me occorre soltanto riconoscerlo. Ma ragionate, vi prego soltanto di ragionare. Non potete strappare alla famiglia il bambino. Immaginatevi che dolore per tutti, ed in particolare per vostro figlio,
che si ritroverà a vivere con un estraneo. Ma a me del bambino non me ne frega niente. Anzi, una volta ritrovato lo chiuderò in collegio. A me interessa soltanto il denaro, perché lei sa molto bene, con il denaro lei può comprare il mondo. Senta caro, non contare sul mio aiuto, che io non ti aiuterò mai in questa azione infame. Signorino, forse non ha capito. Io sono disposta a darle una bella somma di denaro. Mi fa ridere, lei vuole pagare me. Ma lei lo sa chi sono io. Chi è lei? Io sono Nonù, sono conosciuto per tutta mezza Napoli e sono ricchissimo, bello, per cui non ho bisogno di quei 4 spiccioli che mi vuole dare lei. Anzi, io, prima di andarmene, le chiedo se casomai ha 10 minuti, vuole passare. Mi posso... Ma se ne vada, mi faccia la cortesia, lei ha capito male. Ha capito malissimo. Beh, visto che lei parlava di soldi, di miliardi, può darsi, la posso fare ricco se vuole, con un bel fustaccio del genere. Non mi ribasserò mai con una persona come lei. Beh, non si ribasserà finché non ci sarà la prima volta, ma sono sicuro. Vieni, andiamo a casa. Se ne vada, mi faccia la cortesia. Va bene, non sai cosa perdi. Ciao caro, ci vediamo. Arrivederci, Ciao arrivederci. bello, ci vediamo. Questi finocchi sono tutti uguali. Ma non è certamente lui a fermarmi. Tanto il mio investigatore mi ha garantito che al complotto parteciperà anche il dottore e l'infermiere. Riguardo al dottore non ho nessuna speranza. L'ultima lettera che gli ho spedito con del denaro dentro mi ha risposto con un secco no comment. Ma riguarda a Giovanna, l'infermiera, lei è sempre molto disposto ad aiutarmi. Anzi, lei dovrebbe essere qui tra non meno di 10 minuti. Scusate, Giovano! Chi è che ha parlato? Il turno, Scusate, Giovano! No, scusatemi voi che non vi avevo visto. Scusate, Mi dica, in che cosa le posso essere utile? conoscete certa Mi dica. Antonino Esposito. Antonino Esposito? Sì, Antonino Esposito. Mai sentito in vita mia. Arrivederla, arrivederla. Ma che ballettore caffè! Chi c'è? Io che faccio brutto da te! Sono uomo! Buongiorno piccolo, Buongiorno signorina, come ti chiami? mi chiamo Feliciano. Felicirlo, Sì, Feliciano ma affettuoso, canta storie. canta storie. E quanti anni hai? Quasi 10 anni, signorina. 10 anni. Eh, Ma come, a 10 anni e non vai a scuola? sì, che vado a scuola. Dai che mi avuto in vacanza, sono appresso a papà. Faccio cantare, sono un pochino di sermone. Sì. Faccio di tutto, signorina. Ma che bravo sto ragazzo, guarda, mi fa un ragazzo in gamba. E dove abiti tu? Là, guardate, anche tutto. Ah, capisco. Ma mo scusate, signorina, me l'ha già io. Ha già avuto il caffè a papà. Ascolta una cosa, ma non hai detto che sei canta storia? Sì, E allora incomincia a guadagnarti la giornata. Ecco qua, ti do una bella 5.000 lire. mamma mia, quanta Ma soldi. contami una bella canzone napoletana. Così mi aiuterà a passare il tempo. Sai, sto aspettando una signora. Ecco, questo è per te, tieni. 5.000 lire. E chi l'ha visto voi, signorina? Io non vi canto una canzone, io vi canto tutto un festival Aspettate, che vado a pigliare la fisarmonica. Ehi,
cupo cielo e tu ti dai sto gelo, tu solo canta e muore. Chi sei? Tu sia canaria. Chi sei? Tu sei l'amore, tu sei l'amore, che pure quando muore, canta canzone Gesù, ma come chiama? Tu come una Madonna, canta la nina nanna, penancio in croce, cavo sentì sta voce solitaria, che in una notte canta, e tu come una santa, tu sola canta e muore. Chi sei? Tu sia canaria. Chi sei? Tu sei l'amore, tu sei l'amore, che pure quando muore, canta canzone nuove. Gesù, ma come chiama? Gesù, ma come chiama? Bravo, veramente molto bravo. Grazie assai. Ma mo scusate, signorina, ma non ha già avuto un caffè a papà. Capisco. Ma dimmi una cosa, dov'è che hai detto che abiti? Laggiù, in quel basso? Sì. Ok. Ciao, poi ti faccio lavoro rimane, eh? Certamente, non si vede. Ciao. Chissà se è lui, ma ho i miei dubbi, ma... Mi scusi, ma è lei il signor Donato Melli? Sì, e lei è Giovanni, vero? Esatto. Prego, si accomodi. Grazie. Chiedo scusa che l'ho disturbato, ma... Si figuri. Gradisce un caffè? No, grazie. Sicuro? Grazie. No, grazie, molto gentile, non si scomodi. Piuttosto, mi dica qual è il motivo di questo incontro, come mai mi ha voluto incontrare? Ecco perché le volevo spiegare che io sono il padre di quel bambino partorito dalla ballerina francese nel vostro studio medico circa 10 anni fa. Ah sì, ricordo. E allora? Ecco, vede, oggi quel bambino vale una fortuna e io ne posso entrare in possesso soltanto riconoscendo del bambino e ho bisogno del vostro aiuto.